Un punto divide le due squadre in classifica, il match del Menti mette a confronto Vicenza e Padova, Breda opta per un 4-3-3 con Malongà e Plasmati tandem d'attacco e Semioli largo a destra. Seguita da un migliaio di tifosi sui circa 8.000 accorsi per questo derby veneto, la formazione di Pea, senza i nazionali, è schierata con una difesa a 3, mentre il compito di offendere spetta a Farias, Granoce e Cutolo. Ze Edoardo vince il ballottaggio con De Vitis. L'avvio di sostanziale equilibrio per una contesa che, oltre a punti importanti in chiave classifica, ha valore per la storica rivalità fra le due squadre. Sono gli ospiti a creare i pericoli maggiori e già al quarto d'ora i biancoscudati costruiscono una buona chance per il vantaggio. Sulla botta di Renzetti, Pinsoglio non trattiene, ma Farias non concretizza il tap-in che avrebbe potuto sbloccare il risultato. Tempestivo il padovano ad avventarsi sul pallone, ma un errore che grazia davvero il portiere del Vicenza. Il Padova non si dà per vinto, Cutolo e Ze Edoardo provano a far male dalla distanza. Apprezzabile soprattutto la punizione di Cutolo con la sfera che sfiora il montante sinistro della porta vicentina. Il numero 11 sta prendendo le misure perché al 33esimo riesce a firmare il vantaggio con un mancino potente e preciso che non lascia scampo a Pinsoglio. Ospiti in vantaggio con Aniello Cutolo che sigla la sua seconda rete in campionato. Il gol subito però non abbatte il Vicenza, anzi i giocatori di Breda forniscono importanti segnali di vitalità, mettendo i brividi alla retroguardia biancoscudata. Sono Castiglia, Malongà e Plasmati gli autori di 3 importanti conclusioni che dimostrano la voglia di reazione dei padroni di casa. Al 42esimo, sul tiro di Malongà, che raccoglie una palla vagante in area avversaria, è decisivo il salvataggio dell'ex Trevisan che nega la gioia del gol al francese. Nella ripresa il Vicenza parte immediatamente alla ricerca del pareggio. Al terzo su un cross dalla destra, sponda di Plasmati per Malongà, ma la conclusione è murata da un provvidenziale Cionek. Si affievoliscono le speranze vicentine al 55esimo, quando Cutolo, di destro questa volta, batte Pinsoglio con un tiro preciso che porta a 2 le reti di vantaggio degli ospiti. Ottima l'azione di Farias in questa occasione e gara in discesa quindi per i biancoscudati che avrebbero anche la chance per il tris. Franco, entrato al posto di Trevisan, affonda benissimo lungo l'out di sinistra e serve indietro Farias, ma il numero 10 sbaglia nella mira quello che poteva considerarsi un rigore in movimento. Si mangia le mani l'attaccante padovano, per lui oggi scarso feeling con il gol. I padroni di casa allora finalmente si scuotono e danno avvio ad una maggiore pressione per cercare di riaprire il match. Malongà ha poca fortuna al 20esimo perché sulla sua botta al volo è il palo a salvare il Padova. Rete che il Vicenza avrebbe trovato 2 minuti più tardi con Danti, al posto giusto nello sfruttare un liscio di Cionek, ma per Pinzani il gol è da annullare perché l'azione del vicentino, entrato al posto di Plasmati, è viziata da un controllo con un braccio. Forti del 2-0 gli ospiti cercano di contenere e ripartire. Il Vicenza ha l'obbligo di provarci, ma gli mancano sempre un pizzico di fortuna o precisione. I padroni di casa hanno il merito di crederci fino alla fine, ma anche il secondo derby casalingo in campionato, dopo quello con il Verona, non frutta alcun punto per la squadra di Breda. Il Padova, al contrario, infila 2 successi proprio nei derby, dopo quello della passata settimana alle Euganeo contro il Verona, e con la prima vittoria in esterna sale a quota 13, avvicinandosi prepotentemente alla zona playoff.